Ha ritrovato la sorella dopo 38 anni, Milena Girardi oggi ringrazia chi per primo ha raccolto il suo appello, una macchina solidale che le ha permesso di raggiungere il suo sogno. Sicurezza senza fondi, la denuncia del COISP, poliziotti costretti da Italia a fare 1200 km con un'utilitaria per le trasferte, anticipando anche i soldi per la benzina. La presentazione dei candidati del PD nei collegi trevigiani, partita difficile ma non proibitiva, dice il segretario Zorzi. Per Silvano Piazza Treviso riserverà delle sorprese. Non intende dare soddisfazione ai malviventi, la tabaccaia di San Biagio di Calalta derubata 4 volte, non mollo, dice intanto ad Osson catturati 2 ladri di alluminio trasfertisti. Prolungamento del Terraglio Est, il Comune di Treviso ha inserito la programmazione preordinata nel piano degli interventi che verrà adottato dalla Giunta a giorni. Non ci sono più impedimenti burocratici, dicono le amministrazioni, ora tocca alla Regione. La storia incredibile di Rose, la cagnolina che ha allattato e cresciuto i 5 cuccioli di un'altra cagnolina morta poco dopo il parto, è accaduto a Follina. Viaggio tra i simboli della Grande Guerra, la pace fu firmata il 4 novembre 1918, ma il giorno prima un volantino lanciato dagli aerei anticipò la fine del conflitto. Abbiamo trovato a Macerata l'originale. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali che si apre con un grazie. Non capita, come sapete purtroppo a causa della cronaca, di avere in primo piano una bella notizia. Capita questa sera, capita con un grazie. Una bella notizia che abbiamo già anticipato ieri sera con la storia di Milena Girardi, la donna trevigiana nata a Treviso, nata a Quinto di Treviso e friulana d'adozione che dopo 3 decenni ha ritrovato la sorella che non vedeva più dall'orfanotrofio. Ebbene, una storia che ha avuto il suo lieto fine grazie anche a un'attenzione mediatica partita proprio da qui, da un'intervista fatta con noi, con Antena 3, negli studi di Antena 3. Allora oggi Milena è tornata per raccontarci le emozioni e anche per dirci grazie. Essere venuta all'Antena 3 è stato un trampolino e il primo contatto per iniziare ad allargare questo appello che io facevo. È stata una bella occasione, anzi ringrazio moltissimo l'Antena 3 proprio per questo motivo. Ringrazio veramente tanto. Da ieri quella sorella che ha cercato per più di 20 anni è entrata nella sua vita. I selfie insieme, i messaggini, la nipote di 12 anni che le scrive «Zia, ti voglio bene». Meno di un mese fa l'appello di Milena Girardi, 41 anni, originaria di Quinto di Treviso, per ritrovare la sorellina Michela che ha visto per l'ultima volta da bambine all'orfanotrofio. Poi la storia che fa il giro d'Italia e un familiare di Michela, che nel frattempo ha cambiato nome e si chiama Maya, che le dice accendi la TV, parlano di te. Infine l'incontro a sorpresa per Milena. È stata la sorpresa più grande della mia vita, insomma. Quando le ha detto che poteva entrare, come ho detto, l'unica cosa primissima è un abbraccio, che è durato tantissimo. Me l'ero immaginato tantissime volte, sempre diversamente, ma viverlo è stata totalmente un'altra cosa. Guardarsi e riconoscersi, scoprire che non solo quella sorella sa di te e sa che esisti, ma che ha chiamato la figlia con il tuo nome. Dal passare al dubbio che lei non sapesse niente e sapere che invece ha chiamato anche la figlia Milena è un triplo regalo. Un regalo di benvenuto in una nuova vita. C'è già rapporto, oggi ci siamo già scritte, già sentite, anche poco fa aveva scritto, per cui ormai è così. Ci manchiamo da sempre. Ieri abbiamo fatto anche un po' le ragazzine, nel senso che eravamo sedute vicine, ci mandavamo i messaggi, a un certo punto ci siamo messi a ridere, ho detto ma scusa, ci stiamo mandando i messaggi e fai cosa vuoi, abbiamo da recuperare gli anni addietro, per cui così. Una bella notizia dunque, torniamo invece a una ben poca lieta notizia che riguarda l'ennesima denuncia dei sindacati di polizia sull'assenza di fondi per gli agenti. Tante volte siamo costretti a cacciare soldi noi per lavorare. Sicurezza tema cardine della campagna elettorale da destra a sinistra, ma la realtà, denuncia il sindacato di polizia COISP, è che i tagli alle spese stanno mettendo in grave difficoltà chi ogni giorno deve garantirla la sicurezza.
con trasferte massacranti e soldi da anticipare, corsi di formazione obbligatori, accompagnamenti e anche 1200 km in macchina perché soldi per l'aereo non ce ne sono. 4 persone che sono andate al Carmineo di Catania e per risparmiare soldi sono partiti con una Fiat Punto, fatto 1200-1300 km in 2 giorni, senza calcolare se la macchina con tutti questi chilometri regge o non regge, visti i chilometri che già hanno i nostri mezzi. Non so manco qual è stato il risparmio, perché straordinario, in pratica lo dovevano pagare, hanno dovuto dormire e mangiare lungo il viaggio. Treviso-Catania, Treviso-Oristano, senza sapere se il denaro per mangiare e dormire verrà anticipato. Ci stanno persone che aspettano il rimborso di missione anche di anni. Come quell'agente mandato in trasferta a Roma con in tasca 20 euro di spese anticipate. I politici vengono eletti, vanno a vedere anche come lavoriamo noi e ci mettono in condizioni di poter lavorare senza cacciare i soldi noi e soprattutto cercando di retribuirci giustamente. A proposito di sicurezza, i carabinieri hanno bloccato e denunciato un 35enne e un 28enne rumeni residenti a Casal di Principe nel Casertano, in trasferta, per un furto in trasferta avvenuto lo scorso 4 gennaio all'interno della ditta Battaggio Blindati di Dossonno, dove i due si erano impossessati di circa 700 euro di alluminio, prelevandoli da un recipiente degli scarti di lavorazione. Erano due specializzati in questo tipo di furti, infatti erano già pregiudicati per furto per alluminio. La loro individuazione è stata resa possibile dalle immagini di videosorveglianza e dall'attenta ricostruzione dei militari che li hanno così bloccati e denunciati. Intanto che ha a che fare purtroppo spesso con i ladri, come la tabaccaia di San Biagio di Callalta, visitata per ben 4 volte, l'ultima qualche giorno fa, ma lei dice non mollo. Tutto così. Praticamente lui ha tolti su tutti. Un po' sconsolata ma non rassegnata, Orietta Brunello mette altri gratta e vinci dove l'altra notte i ladri hanno fatto man bassa. Un'azione fulminea, partita poco dopo le 3 del mattino, con l'apertura forzata del portoncino d'ingresso della tabaccheria lungo la Callalta in centro al comune di San Biagio, e poi terminata con la fuga pressoché immediata dei ladri, disturbati dall'allarme anti-intrusione e dal conseguente arrivo dei carabinieri. Una cinquantina in gratta e vinci sottratti, ma non solo. Penso che fumesse queste sigarette qua, queste hanno portato via. Queste e le Marlboro Slim. Niente contanti o cassette delle slot machine per i ladri fuggiti all'arrivo dei lampeggianti. Stando ad alcune testimonianze sarebbero stati in 2 a bordo di una Punto vista passare più volte nel corso della serata. Oltre alle sigarette e ai gratta e vinci, i ladri sono portati via anche un singolare souvenir, il lucchetto della sala cinesca. Ma oggi è un altro giorno e la signora Orietta non è per nulla rassegnata. Del resto dice: non è la prima volta che mi vengono a visitare, ma io non gli do la soddisfazione di chiudere, anzi. 4 volte. Sta dentro? 2 qua e 2 nell'altro negozio. 4. E ora parliamo della tragedia di ieri venuta sul Terraglio a Preganziol, con la morte dell'insegnante che per 40 anni ha lavorato alla Favorita. Allora oggi alla Favorita lo shock di chi conosceva Anna Michelin. Insegnava qui da tanti anni, per cui era qua da 40 anni, per cui la conoscevano tutti. Sicuramente si sta male, sicuramente sì. D'altra parte, se una persona che muore non è bello, soprattutto tragicamente così, per cui. All'indomani del tragico incidente è ancora incredulo chi vive e lavora a Mestre in zona Favorita per la scomparsa di Anna Michelin, l'insegnante 62enne, travolta e uccisa venerdì mattina poco dopo le 7 a Preganziol, lungo il Terraglio, da un anziano di 84 anni. La donna, residente da tempo nel Trevigiano ma originaria di Mestre, insegnava nella scuola elementare Fusinato accanto alla polisportiva Terraglio, dove era ben voluta da tutti, soprattutto dai suoi alunni che ieri mattina la aspettavano in classe, ma non l'hanno mai vista arrivare. Sono rimasti scioccati perché una notizia così, l'aspettavano a scuola ieri mattina, è una cosa, una disgrazia proprio. Qualche genitore ve l'ha detto? Nonno. Un nonno ce l'ha detto. Sempre il mio cliente, un nonno, ci ha detto che i bambini sono distrutti e devastati. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente su cui sta indagando la polizia locale, mentre si attende di sapere quale sarà la data dei funerali di Anna Michelin, che lascia 2 figli. C'è chi sottolinea però la pericolosità di quella strada. Pericolosa sì, è una strada pericolosissima. È una strada che è pericolo sempre attraversare quella strada lì. Sempre un pericolo attraversare, ma poi qualcuno
svede. A proposito di viabilità, parliamo del prolungamento del Terraglio Est, perché il Comune di Treviso ha inserito la programmazione preordinata dell'opera nel piano degli interventi che verrà adottato dalla Giunta a giorni. Insomma, si apre una nuova fase, non ci sono più impedimenti burocratici, dicono le amministrazioni coinvolte, e adesso la Regione deve mettere i soldi. Completamento del Terraglio Est, la patata bollente ora passa nelle mani della Regione. Se il 2017 si era concluso con l'attesa inaugurazione del primo stralcio dell'opera viaria ed il 2018 si è aperto tra le polemiche per l'allontanarsi del completamento dei lavori, oggi le amministrazioni comunali coinvolte al tracciato hanno deciso di mettere un punto fermo per stoppare la disputa che assume sempre più una connotazione politica. Il Comune di Treviso ha fatto gli atti amministrativi che doveva fare, quindi inserito nel piano degli interventi. Adesso tocca alla Regione dire: noi a livello amministrativo, burocraticamente abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare. Dal punto di vista dei comuni di Treviso e Casier dunque non ci sono più ostacoli al proseguimento dell'opera attesa da decenni, soprattutto dai comuni a sud del capoluogo e dalle aziende di quel territorio. Rinviate al mittente le accuse di stallo dovute a mancati adempimenti burocratici da parte del Comune di Treviso. La programmazione preordinata del Terraglio Est è stata inserita nel piano di interventi che verrà adottato dalla Giunta di Cassugana a giorni. Ormai non c'è più nessuno che dice sì, no, quant'altro, è un'opera che doveva essere terminata, non è stata terminata per mancanza di fondi, quindi è stato fatto solamente il primo stralcio, andiamo avanti col secondo. L'unica cosa che manca dunque sono i finanziamenti di competenza regionale. Nell'attesa, commenta il sindaco di Treviso Giovanni Manildo, senza far mistero della soluzione a lui più gradita, stiamo lavorando anche con i comuni di Casier, Preganziolo e Mogliano ad un progetto alternativo a minor impatto sul territorio, ovvero la liberalizzazione del tratto della A27 che da Preganziol porta a Treviso. È stata fissata per prossimo venerdì 8 febbraio al Ministero dei Beni Culturali l'audizione della commissione di delegati definita dal Comune di Treviso per sostenere la candidatura della città capitale della cultura per l'anno 2020. Oltre al sindaco Giovanni Manildo, la commissione è composta da esponenti dell'imprenditoria, dell'Associazione dei Comuni, del mondo associativo e della Regione Veneto. Il gruppo a Roma presenterà un progetto di 60 pagine su argomenti di coesione sociale, rigenerazione urbana e reti di volontariato. Treviso, come sappiamo, è in lizza con le altre 10 città per la attesa assegnazione del titolo di capitale della cultura che arriverà il 16 di febbraio. Adesso, a proposito di Treviso città, ma non solo, la presentazione dei candidati del Partito Democratico nei collegi trevigiani per le elezioni politiche. Vediamo cosa hanno detto. Partita difficile ma non proibitiva, non siamo perdenti in partenza, anzi. Presentazioni per i candidati del PD nei collegi trevigiani, il segretario provinciale accetta la sfida, dice senza alibi e senza paure. Noi ce la giochiamo fino alla fine, io credo e sono fondamentalmente convinto del fatto che i sondaggi non siano assolutamente affidabili, perché le elezioni si vincono con i voti, noi con i sondaggi, noi i voti ce li andiamo a prendere con questi candidati di grandissima qualità. Partita che si gioca collegio per collegio, gli fa eco Silvano Piazza. Io corro per vincere, dice. Sull'esportazione del modello Veneto a Roma aggiunge: tanto quanto siamo straordinari a vendere le nostre capacità imprenditoriali, non lo siamo a presentarsi come un modello politico. Alle volte andiamo lì forse un po' troppo, come dire, modesti. È sbagliato, dobbiamo avere un po' di orgoglio, un po' di forza di poterla proporre, io lo farò. Chi invece ha rinunciato alla candidatura è il vice sindaco del capoluogo, Roberto Grigoletto. Molti progetti sono in cantiere e c'è bisogno di portarli a termine. Chiaro, mi ha fatto piacere la candidatura, ma ritengo che il mio posto sia qui a Treviso a continuare con il sindaco Manildo. Candidatura in rosa al di là del Piave. La sinistra Piave ha bisogno di essere rappresentato e di contare, cosa che negli ultimi anni purtroppo non mi è parso sia avvenuto più di tanto. Quindi il mio primo obiettivo è proprio
quello di raccogliere, di ascoltare, di andare in mezzo alla gente. Un territorio che ha bisogno non di chiacchiere, di slogan facili, ma ha bisogno di gente che si impegni realmente per fare rete con le eccellenze e con quanto di buono ne continuiamo a dare. In corsa nel collegio che fu di Tina Anselmi Matteo Favero. È un collegio di cui sento tutto il peso storico, è un collegio che va seguito, che va visto e ascoltato appieno, è un collegio che ha un calo demografico molto importante e che le cui istanze vanno portate sicuramente a Roma con disciplina e onore. In corsa per le politiche, come sappiamo, anche Casa Pound. Ieri sera, ospite di Ferdinando Avarino, a 20:10 c'era uno dei candidati, Carlo Cardona. Sentiamo le sue parole. Ambisce a entrare in Parlamento, per poter affermare idee che fino ad oggi sono state per esterne. esempio quali? Per esempio fuori dall'euro, fuori dall'Unione Europea in maniera immediata e unilaterale, stop a qualsiasi forma di accoglienza come l'abbiamo vista in questi tempi, cioè le porte aperte per chiunque, e alcuni provvedimenti per esempio che per noi sono vitali come la differenziazione fra banche commerciali e banche di investimento, quindi molti temi relativi all'economia e al sociale. Casa Pound rientra in quelli che sono i meccanismi della democrazia, quindi intanto quelle che sono le accuse di essere antidemocratici ricadono su chi semplicemente non vorrebbe che noi partecipassimo alle elezioni. Penso che sia non mia opinione politica personale, ma insomma oggetto di cronaca, che una certa area politica non ritiene opportuno che la nostra possa manifestare le proprie idee, quindi mi riferisco esplicitamente all'estrema sinistra. Non siamo violenti, se pensano di bloccarci fisicamente l'agibilità politica, ecco, noi questo non lo consentiamo e quindi siamo disposti a difenderci. Difendersi come? Anche fisicamente, sicuramente. Sì, però questa è un'affermazione grave, cioè nel senso che se tu stai facendo la tua trasmissione e entrano in 10 tentando di picchiarti, io immagino che tu tenti di difenderti prima di tutto fisicamente, non come linea politica ma come atto naturale. E poi ovviamente ci sono tutte le procedure, le autorità preposte. Adesso a Refrontolo, perché è stato rieletto all'unanimità alla guida della Proloco il presidente Walter Scapol, coinvolto nell'inchiesta sulla tragedia del Molinetto della Croda. Più forte delle polemiche seguite alla tragedia, più forte dell'inchiesta che lo ha visto prima indagato e poi rinviato a giudizio per la terribile notte del Molinetto della Croda, un 2 agosto 2014 che nessuno a Refrontolo può dimenticare, quando l'esondazione del Lierza trasformò la festa degli Omi nel dramma di 4 vite perse. Walter Scapol rieletto all'unanimità alla guida della Proloco, quella stessa che a maggio dell'anno scorso sospese tutte le iniziative in segno di protesta per quanto deciso dal Tribunale nei confronti del Presidente, accuse di omicidio colposo plurimo e disastro colposo. Di fronte a una richiesta pressante, Scapol non si è tirato indietro. C'è la volontà di portare avanti la Proloco di Refrontolo, di fare il meglio possibile, speriamo di riuscirci, insomma, ecco. Quello che mi preoccupa è che l'associazione Proloco di Refrontolo vada avanti, insomma, che ci sia ancora la voglia di fare per il paese di Refrontolo, insomma. Le iniziative sono lentamente ritornate nella Refrontolo ferita. Intanto Scapol guarda con fiducia al processo, udienza il 13 febbraio prossimo. L'iter giudiziario ha un suo percorso, dice, ma la Proloco continua. Già confermate la mostra dei vini durante la primavera del Prosecco e la festa di Santa Margherita, patrona del paese. Parola d'ordine, andare avanti, nonostante tutto. L'amaro in bocca, un po' la delusione, sì, ma però c'è stata anche tanta solidarietà, tanta amicizia, tanta gente che ti è stata vicino, la solidarietà di tutte le associazioni che si sono fatte sentire, sono stati partecipi, quindi ti fa essere fiducioso anche per il futuro, anche per il proseguo, insomma. Ha adottato letteralmente i cuccioli di un'altra cagnolina morta. Dopo la pubblicità vi racconteremo la storia di Rose. Rieccoci in studio con il telegiornale di Treviso, allora a Follina, adesso per raccontare la storia di una balia a 4 zampe, davvero speciale. Eccoli, 3 splendidi cuccioli samoiedo mentre cercano ancora di succhiare il latte da Rose, il bovaro del Bernese che è diventata la loro madre adottiva. Siamo nell'azienda agricola con allevamento canino La Dolza, a Valmareno di Follina.
Suyei, la vera mamma di questi cagnolini, non ce l'ha fatta. È morta pochi giorni dopo aver partorito 5 cuccioli. Altri 2 erano morti e rimasti incastrati nell'utero, sono stati estratti con un cesareo. Tutto sembrava risolto, Suyei si stava riprendendo, ma all'improvviso la situazione è precipitata. A un certo punto la sera sono entrato in allevamento nello chalet dove li tengo i cani e ho trovato la mamma in un lago di sangue, si era strappata i punti del taglio cesareo e viscerata, quindi è morta purtroppo. E a quel punto cosa è successo? A quel punto Rose, il bovaro del Bernese, altra razza che alleviamo, ha assistito alla scena. Quando ha visto che ho sepolto la mamma e l'ho tolta dalla cuccia, è entrata, si è presa cura dei cuccioli, gli ha cominciato a leccarli e dopo 2 giorni gli è venuto il latte come solo un'amica potrebbe fare. E così Rose ha accudito e allattato i piccoli samoiedo per 2 mesi fino allo svezzamento, una cosa davvero rara. Io allevo cani da 18 anni per passione e adesso è diventato anche un'attività e non mi è mai successa una cosa del genere. Anche se leggendo nei libri e sentendo persone più esperte di me dicono che la femmina capobranco, quando ci sono delle difficoltà nel branco, si prende cura della cucciolata e sostituisce la mamma. La nuova mamma bovaro ha svolto con incredibile amore ed attaccamento il suo compito di balia dei 5 batuffoli bianchi che ora sono cresciuti. 2 sono stati adottati, gli altri troveranno presto casa, chi restando qui alla fattoria La Dolza, chi altrove. Di certo il ruolo di tata per la dolce bovaro bernese è finito. Il bovaro del Bernese poi ha un carattere docile, molto generoso e si è fatta in 4 appunto per svolgere il suo ruolo da zia Rose. Nuovamente ricollegata la passeggiata lungo il Sile tra Treviso e Casieri, inaugurato oggi infatti il ponte sulla Roggia. Allora, io taglio questo importantissimo ponte che congiunge Treviso a Casieri. Aspettando l'inaugurazione per l'ultimo tratto del Terraglio Est, sorride il sindaco di Casieri per quella del ponte sulla Restera. La struttura collega il tratto fino al cimitero di Burci al resto della ciclopedonale verso il mare. 30.000 euro finanziati in parte dal comune perché le indagini subacquee tra gli scafi affondati hanno in parte prosciugato i fondi del Parco del Sile. E l'apertura è stata anche la prima apparizione pubblica del neocommissario dell'ente di Villa Letizia, segnata così dall'inaugurazione. E poi al Parco del Sile. Siparietto con l'auspicio che i rapporti tra enti e comuni rivieraschi, in passato talvolta tesi, ora si normalizzino con la nuova dirigenza regionale. Il ponte è stato finanziato in parte dal comune, in parte da noi e quindi questo dimostra come la collaborazione con gli enti locali sia assolutamente imprescindibile per far sì che questo fiume venga davvero utilizzato. Commissario sia del Sile che del Delta del Po, ma solo temporaneamente perché comunque nella strategia regionale questi luoghi devono rimanere sotto il controllo delle comunità che li vivono. I 5 parchi regionali sono tutti diversi uno dall'altro, Regole, Lampezzo, Lessinia, Colli Ugani, Delta e questo. Hanno leggi istitutive diverse, per cui la Regione ha la volontà di mettere ordine in questo senso e quindi dare un'uniformità degli organismi che poi, una volta ricostituiti, dovranno gestire questi enti. Quelli che non cambieranno sono i vincoli del Parco del Sile. Del resto la sostenibilità e la tutela di un territorio passa anche attraverso i vincoli. Cambiare atteggiamento, far sì che la conoscenza dei vincoli però permetta di sfruttare le bellezze dei parchi, deve diventare un elemento di condivisione. E allora l'appuntamento del sabato con gli oggetti legati alla Grande Guerra, e questa settimana siamo a Macerata con un foglietto, un volantino che tutti attendevano fin dall'inizio del conflitto. Questo volantino ci racconta che cosa? La fine della Grande Guerra. È un documento rarissimo, ma soprattutto per chi l'ha custodito fissa l'emozione di tutti gli italiani quel pomeriggio di novembre del 1918. È il volantino lanciato lungo tutto il fronte per dare la notizia che la guerra era finita. Quindi abbiamo una testimonianza diretta di quello che è successo attraverso che cosa? Attraverso il volantino. E guardando questo stampato la prima evidenza è la data della fine del primo conflitto mondiale. Il 4 di novembre diciamo, formalmente è stato firmato l'armistizio, ma però i combattimenti sono finiti il giorno prima.
È il capitano Vito Bavaro che ha voluto conservare questo foglietto, fissando di proprio pugno l'emozione di quando lungo il tagliamento arrivò quella che venne definita la pioggia della pace. Provoca molte emozioni riuscire a leggere in quelle frasi quello che lui esprime rapidamente e brevemente su quello che era lo stato d'animo dei soldati per la fine della Grande Guerra. Ed è una cosa estremamente emozionante, dove scrive che non c'è penna che mai potrà descrivere quelle scene di gioia, di fratellanza, quasi di pazzia che si svolgono tra i soldati quando viene dato l'ordine del cessate il fuoco. Ed oggi, grazie a Giuliano Bottani, queste emozioni sono arrivate fino a noi, fissate in questo foglio che il capitano ha incorniciato e tenuto per sé per tutta la vita. Un documento che oggi viene mostrato alle giovani generazioni, raccontando ciò che i loro bisnonni hanno affrontato giusto un secolo fa. E chi lo custodisce sottolinea come, tra tanti oggetti bellici, questo in realtà sia stato il primo documento di guerra che annunciava la pace. Fino ad ora, da quello che ho letto e che si continua a leggere, ci sono racconti di battaglie, diari, ma però la gioia della fine della Grande Guerra non l'ho mai letta da nessuna parte, perché molto probabilmente mai nessuno è riuscito o ha voluto o lo ha scritta, insomma. Se volete allora continuare a segnalare i vostri simboli, i vostri oggetti legati alla Grande Guerra, questi sono i riferimenti: 340 321 8728, treviso@antena3.it, e per mandare appunto le vostre segnalazioni sui vostri oggetti simbolo della Grande Guerra. È davvero tutto, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per averci seguito e arrivederci. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Temporanea pausa dal maltempo, ci attende una domenica con un tempo più asciutto e stabile sulle nostre regioni. Vediamo il dettaglio del 4 febbraio. Sul Veneto torna ad essere stabile e asciutto, con locali foschie mattutine possibile tra il trevigiano e il veneziano, ma in rapido dissolvimento col passare delle ore. Soleggiato altrove, con cielo poco o parzialmente nuvoloso. Diamo ora uno sguardo alle temperature, le massime saranno comprese tra 4 e 8 gradi, valori minimi tra -5 e 0 gradi circa. Spostiamoci ora a vedere la situazione del Friuli Venezia Giulia. Anche sulla nostra regione sarà una bella giornata di sole, su tutti i settori il cielo si presenterà poco o parzialmente nuvoloso ovunque. Clima tuttavia un po' più freddo, con temperature massime tra 6 e 8 gradi, minime tra -2 e 0 gradi. Concludiamo come di consueto con uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Deciso miglioramento del tempo, sarà infatti una giornata asciutta e stabile su tutta la regione, ampio soleggiamento ovunque con cielo poco o parzialmente nuvoloso. Temperature massime tra 8 e 9 gradi, valori minimi tra -1 e 0 gradi. Il mare sarà generalmente poco mosso, i venti deboli da est sulle zone costiere e moderati al largo. Dal meteo è tutto, arrivederci. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna.